Noi del Piccolo Teatro Pirandelliano abbiamo sempre ricordato Pirandello sia il giorno della nascita che il giorno della morte, perché lo abbiamo nel nostro DNA, si dice così ora. C'è un grande amore per Pirandello e Pirandello deve essere ricordato. Oggi, quest'anno, sono i 150 anni dalla nascita, quindi occorreva una presenza più forte. E insieme a Spazio Temenos, che non finiamo mai di ringraziare per questa disponibilità che subito ha dimostrato, abbiamo pensato a 5 eventi, dando la parola al teatro pirandelliano, perché Pirandello è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il teatro, per la capacità che ha avuto di trasformare questi piccoli poveri uomini feroci che siamo noi in personaggi che si raccontano su un palcoscenico. Diversi gli eventi, quali? Sì, sono 5 appuntamenti. Abbiamo iniziato con la visione, sempre a Spazio Temenos, tutti gli eventi sono lì a Spazio Temenos e tutti gratuiti perché ci sembra che l'omaggio a Pirandello deve essere fatto proprio senza nessun ritorno economico, solo una grande festa per lui. Precederanno gli incontri delle riflessioni sui forti temi pirandelliani. Giovedì prossimo, giorno 8, ci sarà L'attesa con Juliette Binoche, un film liberamente tratto dalla vita che ti diedi. Anche questa volta una riflessione sul rapporto madre-figlio curata da Antonio Indelicato. L'ultima serata cinematografica, giovedì 15 giugno, 2 episodi di Caos dei Fratelli Italiani con l'introduzione di Beniamino Biondi. E poi ancora un film di Diego Romeo, Le città invisibili. Partiamo da Agrigento per arrivare ad Aglaura, una delle città invisibili di Italo Calvino. E poi giorno 27 il nostro spettacolo teatrale, Il gioco delle parti. La chiamiamo lezione spettacolo, conversazione spettacolo, perché affrontiamo anche lì i temi fondamentali del teatro pirandelliano, insieme alle attrici del Piccolo Teatro, Marcella Lattuca, Anna Grazia Montalbano e Rosa Maria Montalbano. Abbiamo il piacere di avere con noi, e non finiamo mai di ringraziarli, Francesco Naccari, Giussi Garreca e Giussi Urso.